La Polizia Penitenziaria festeggia 204 anni dalla fondazione del Corpo. La Sicilia in zona bianca da lunedì e dall'1 luglio arriva il Green Pass. Al via la procedura per la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. La scure del governo Draghi sui precari ASU e gli avanzamenti di carriera. Niente processione in onore di San Calogero ad Agrigento, risuonerà però per strada l'inno alla vita dei Tammurinara. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Polizia Penitenziaria festeggia 204 anni della fondazione del Corpo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Festeggiati ieri 204 anni della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria con una manifestazione che si è svolta presso il piazzale dell'Istituto Petrusa di Agrigento dedicato al maresciallo Pasquale Di Lorenzo. Una cerimonia sobria, senza pubblico per via delle restrizioni del Covid, presenti le massime autorità militari e civili, tra cui il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, presenti la dottoressa Cinzia Calandrino, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, che ha evidenziato nel suo discorso le criticità del corpo della polizia, tra tutte la carenza del personale. Volevo dare una testimonianza appunto di vicinanza a questo corpo che si è sacrificato particolarmente in questo anno di pandemia. Quindi la mia presenza serve a significare proprio vicinanza e attenzione ai sacrifici che ogni giorno questo corpo affronta con grande senso dello Stato e grande senso di professionalità. Un momento difficile dovuto alla pandemia, come è stato gestito? Ma è stato gestito bene, con grande professionalità, in sinergia con le autorità sanitarie, che devo sempre ringraziare a livello proprio regionale, ma anche con grande professionalità da parte del nostro personale e del personale sanitario. Io sono orgoglioso di essere il comandante di Agrigento. Agrigento è una struttura di frontiera per tanti motivi, per il territorio, ma soprattutto anche perché abbiamo la competenza per esempio di Lampedusa con ingressi da quell'isola notevoli per ogni sbarco che avviene in quella terra. Ma non solo per questo, il territorio purtroppo è investato ancora da situazioni di criminalità più o meno grandi. L'attività della polizia in genere è molto pressante e il risultato è che ovviamente tutti gli arrestati vengono portati presso questa casa circondariale. Devo essere sincero, sono molto orgoglioso del personale che io comando perché a fronte di una carenza di organico veramente grave, anzi direi gravissima, risponde benissimo a tutte le sollecitazioni e a tutte le richieste che vengono fatte per garantire la sicurezza nostra e quindi di riflesso anche la sicurezza pubblica. Ritorna dopo la pausa del Covid la festa del Corpo della Polizia, un momento sicuramente importante di raccordo anche tra le istituzioni e la società civile. Sì. È un momento importante in cui si celebra la Polizia Penitenziaria che in questi mesi ha fatto un buon lavoro permettendo di portare avanti, di gestire la popolazione detenuta, di portare avanti la casa circondariale e di mantenere sempre vivo il dialogo con la popolazione detenuta al fine di superare questo momento che definirei epocale. Che Sciacca oggi presente finalmente un ritorno alla normalità dopo un periodo veramente difficile che ci ha visti in prima linea, soprattutto il personale di polizia ha cercato di fronteggiare una situazione davvero imprevista, imprevedibile ed eccezionale quale quella dell'emergenza sanitaria e oggi è anche un momento proprio di speranza per tutti noi per ritornare a puntare l'attenzione su quella che è la rieducazione del detenuto e il compito nostro che la Carta Costituzionale ci assegna. I poliziotti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato Carlo Di Liberto, 45 anni, indagato di aver ucciso la sua compagna Anna Alexandra Rikniewicz
45 anni, polacca, rinvenuta morta il 9 maggio del 2019 in strada in via Settembrini nei pressi dell'abitazione della coppia, con una profonda ferita alla testa inferta con un oggetto contundente. Determinanti nelle indagini sono state le testimonianze dei tanti vicini di casa, vittime di danneggiamenti alle automobili da parte di Diliberto e di contrasti sfociati in querele reciproche. Paura a Palma di Montechiaro, dove un bimbo di 6 anni ha rischiato grosso dopo aver inghiottito una moneta di 50 centesimi, rischiando di soffocare. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava in casa e stava giocando con alcune monete, quando accidentalmente ne avrebbe ingerita una. I genitori hanno subito capito che qualcosa non andasse, vedendo il piccolo stare male con elevata salivazione e un principio di soffocamento. Subito la corsa all'ospedale di Licata, dove una prima squadra di medici ha effettivamente riscontrato la presenza di un oggetto circolare, disponendo, dopo un più approfondito controllo, il trasferimento all'ospedale di Cristina di Palermo. Lì i medici lo hanno preso in consegna, intervenendo tempestivamente e mettendo fuori pericolo il piccolo. La Sicilia in zona bianca da lunedì. Scopriamo cosa cambia ed arriva dall'1 luglio anche l'atteso Green Pass. C'è il servizio. La Sicilia sarà in zona bianca da lunedì 21 giugno. Oggi pomeriggio l'ufficialità, subito dopo la firma di un'apposita ordinanza da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ormai la Sicilia da oltre 3 settimane ha un'incidenza settimanale al di sotto dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Ieri era 30. Un parametro che mantenuto per 21 giorni consente così il passaggio nella fascia con meno restrizioni. E il passaggio di zona è stato preceduto ieri da un'altra bella notizia per la Sicilia. Dopo 9 mesi di continui bollettini che hanno scandito la triste conta dei morti per Covid, nelle ultime 24 ore non è stata registrata alcuna vittima. E con il passaggio in zona bianca stop al coprifuoco. Nessun limite per ristorante bar all'aperto. Al chiuso invece resta il limite delle 6 persone al tavolo. Resta l'obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale. Riaprono le discoteche anche se non si potrà ballare in pista. Possono riaprire le piscine al coperto, i centri benessere e termali, le fiere, le sagre, i convegni e i congressi, i parchi tematici e di divertimento, le sale bingo e i casinò. Anche gli eventi sportivi che si tengono al chiuso sono aperti al pubblico. In zona bianca sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose dei matrimoni e delle comunioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, c'è da registrare il flop di AstraZeneca, appena 37 prime dosi somministrate ieri a over 60 in tutta l'isola. La percentuale di popolazione totalmente vaccinata con ciclo completo è pari al 23,3%, a cui si aggiunge un ulteriore 22,6% solo con prime dosi. Ed è arrivato l'atteso Green Pass. Sarà il via libera per viaggi, spettacoli, partite e quanto altro si potrà fare in quest'estate post-Covid. In formato digitale o cartaceo, dopo la firma del Premier Draghi dal 1 luglio, diventa una realtà. Il Green Pass, rilasciato dal Ministero della Salute, si ottiene dopo la vaccinazione oppure dopo un test negativo oppure la guarigione da Covid-19. La certificazione viene messa automaticamente in formato digitale stampabile dalla piattaforma nazionale. Quando la certificazione sarà disponibile si riceve un messaggio via SMS o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino o del test o del rilascio del certificato di guarigione. Il messaggio contiene un codice autentificazione, autocode e brevi istruzioni per recuperare la certificazione. Si può acquisire la certificazione da diversi canali in modo autonomo, con accesso tramite identità digitale SPID oppure con tessera sanitaria o con documento di identità se non si è iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS. Trasportavano droga sulle ambulanze durante il lockdown. 8 arresti. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno portato a termine una vasta operazione contro il narcotraffico. Le Fiamme Gialle, con la collaborazione e il supporto di personale dello SCICO di Roma, Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnati nell'operazione circa 100 militari.
L'attività investigativa svolta dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina e dello SCICO di Roma ha consentito di porre in luce e disarticolare una consorteria criminale operante nel capoluogo peloritano e in quello etneo, con propaggini a Roma e a Pescara, dedita alla commercializzazione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché di sottoporre a sequestro in 2 distinti interventi repressivi oltre 65 kg di marijuana. Nonostante le restrizioni previste dall'autorità di governo durante il periodo del lockdown, quando a tutti era precluso qualsiasi spostamento per la zona rossa, da qui il nome dell'operazione, i soggetti indagati si muovevano indisturbati, trasportando e distribuendo importanti partite di sostanze stupefacenti. Le indagini svolte, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, e consistite in complesse intercettazioni telefoniche, ambientali e tipiche di polizia giudiziaria, rese ancora più difficoltose dal particolare momento storico connesso alla pandemia da Covid-19, hanno tuttavia consentito di ricostruire tutte le fasi dell'illecito traffico, dalla pianificazione dell'approvvigionamento al trasferimento di ben 3 carichi di sostanze stupefacenti, uno dei quali destinato a Pescara e 2 in Sicilia. Nel dettaglio, nel febbraio di quest'anno le indagini permettevano alle Fiamme Gialle di ricostruire la consegna di un primo carico di 25 kg di sostanza stupefacente destinata a Pescara, a favore di un pregiudicato 49enne ritenuto elemento di spicco del noto clan pescarese Spinelli di etnia Rom. Un secondo carico di circa 30 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana, questa volta da far recapitare a Messina, sempre su input dei narcotrafficanti siciliani, in entrambe occasioni per il trasporto dei 2 carichi di droga a Pescara e a Messina, per eludere i controlli di polizia intensificate dalle misure restrittive. L'organizzazione indagata utilizzava un'autoambulanza riferibile a un onlus messinese. Le indagini, oltre ad aver represso un lucroso traffico di droga sull'asse Roma-Pescara-Messina, hanno l'importante risvolto di aver documentato un consolidato e stabile collegamento criminale fra il noto clan pescarese Spinelli ed esponenti contigui ai noti e blasonati clan siciliani Spartà di Messina e Santa Paola Ercolano di Catania. Il Tribunale di Agrigento ha condannato l'azienda sanitaria provinciale al pagamento del risarcimento del danno pari a 102.000 euro nei confronti di un uomo originario di Sciacca per una infezione contratta durante il ricovero all'ospedale Giovanni Paolo II a seguito di un intervento chirurgico. Il 56enne, dopo un infarto e successivo ricovero, accusò alcuni malesseri. In seguito ad ulteriori accertamenti scoprì di avere contratto il virus in ospedale, con cui effetti dovevano essere curati con mirate terapie. Così ha deciso di trascinare in tribunale l'ASP di Agrigento e, rappresentato dall'avvocato Angelo Farrugio, ha ottenuto oggi il riconoscimento del danno subito, quantificato in oltre 100.000 euro. Campagna di vaccinazione decentralizzata. Dopo Raffadali è adesso il turno di Porta Empedocle. Vediamo. Dalle ore 9 del mattino alle 19 circa. Sono privilegiati i soggetti fragili che sono stati indicati dai medici di base del posto, del luogo, naturalmente residenti o domiciliati a Porta Empedocle. E poi, visto che i soggetti individuati sono di numero inferiore rispetto alla possibilità vaccinale che abbiamo in questi 2 giorni, è stata data la possibilità di estendere a chi avesse necessità. Ho messo a disposizione il numero dei miei uffici per stilare un elenco di chi avesse bisogno di vaccinazione. Fatevi avanti o con i miei numeri o con i vigili urbani che prenderanno le vostre segnalazioni. Ringrazio l'ASP, il dottore Ercole Marchica, che ha organizzato materialmente questa seduta. Penso e spero che ce ne saranno altre in modo da aiutare la popolazione in quest'opera di vaccinazione che per noi è essenziale, soprattutto considerato il fatto che noi siamo paese di frontiera e tutti sanno che già abbiamo dei casi di variante Delta a Lampedusa e che la vaccinazione costituisce comunque un baluardo a che gli eventuali effetti di un contagio possano essere inferiori per la salute dei cittadini. Quindi chi può e chi decide liberamente faccia il vaccino. Io stessa mi sono vaccinata ieri, ho completato il ciclo di vaccinazione perché questo ha ridotto i casi.
Fra l'altro proprio in questo periodo Porto Empedocle è Covid free. Noi non abbiamo in paese un solo caso, quindi vogliamo continuare così, abbiamo questa seduta vaccinale, ce ne saranno altre, vi farò sapere. Un vasto incendio sviluppatosi nelle prime ore del mattino di ieri ha distrutto gran parte di un deposito ittico all'interno del porto di Porto Empedocle. Le fiamme hanno avvolto la struttura, dismessa da tempo ma utilizzata ancora da qualche commerciante, bruciando celle frigorifere che custodivano circa 200 kg di pesce. Ad accorgersi del rogo un passante che ha avvisato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. 2 squadre di pompieri hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme, che però avevano ormai carbonizzato gran parte del deposito. Sul posto gli agenti del commissariato frontiere e i poliziotti della squadra mobile di Agrigento che hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa la natura dolosa dell'incendio. Rifiuti, al via la procedura in Sicilia per la realizzazione dei termovalorizzatori. Uno verrà situato nella Sicilia occidentale, nelle province di Agrigento, o Caltanissetta o Palermo o Trapani. Vediamo. Al via la procedura per la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha infatti pubblicato sul proprio sito, e a giorni lo sarà anche sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su quella comunitaria, l'avviso per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a 2 impianti per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi. I termoutilizzatori, così come li chiama la Regione, sono impianti di ultima generazione, avranno ciascuno una capacità di trattamento da 350 a 450 mila tonnellate all'anno di rifiuti indifferenziati. Uno sarà situato in Sicilia occidentale, nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo o Trapani, e l'altro sarà nella zona orientale, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. L'iter seguito è quello della finanza di progetto, pertanto le risorse dovranno essere messe a disposizione dalla società aggiudicataria, che dovrà anche gestire l'impianto in concessione. Gli operatori economici interessati all'avviso pubblico, firmato dal dirigente generale del Dipartimento, Calogero Foti, dovranno inviare la documentazione entro 90 giorni per posta certificata alla mail dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it. L'avvio della procedura per la realizzazione dei 2 impianti era stato già preannunciato nei giorni scorsi dallo stesso presidente della regione Nello Musumeci in conferenza stampa con l'assessore alla Ramo Daniela Baglieri. Con questa scelta condivisa da diverse SRR, commenta il governatore, apriamo una nuova stagione che consentirà alla Sicilia di liberarsi finalmente dalla schiavitù delle discariche e allinearsi così alle più avanzate regioni del nord. Nel frattempo dobbiamo lavorare per finanziare i nuovi impianti che i comuni vorranno programmare per incrementare la raccolta differenziata già passata dal 20 al 42%. Si oppone però il Movimento 5 Stelle, che commenta idea ridicola eppure illegittima. Il comparto dei componenti della Commissione Ambiente, Giampiero Trizzino e Stefania Campo, che si sono espressi così: apprendiamo ormai quasi senza stupore della ridicola idea del governo regionale di costruire 1 o più inceneritori, a quanto sembra nella zona di Catania, nel cuore della Sicilia, forse a Caltanissetta. Tra l'altro Musumeci si contraddice pure, dice di essere contro i privati, ma alla fine gli inceneritori saranno costruiti e probabilmente pure gestiti proprio da privati. Chi beneficerà di tutto questo, chi conosce la materia, dicono, sa che la gestione dei rifiuti deve partire dalle politiche sulla riduzione, sul recupero, sul riciclo, e solo alla fine per il residuo si pensa alle discariche o agli inceneritori. Invertire questo percorso non solo è anacronistico, ma è illegittimo, perché espone la regione alle procedure di infrazione europee. Però ci rendiamo conto, certo, che queste informazioni sono arrivate proprio da Palazzo d'Orléans, dove si ragiona di gestione dei rifiuti come negli anni '80. Tutte le città che in passato hanno adoperato o continuano ad adoperare la termovalorizzazione per il residuo, dicono ancora, hanno fatto partire il conto alla rovescia per la dismissione degli impianti. Un termovalorizzatore ha bisogno di combustibile per alimentare forni, altrimenti non raggiunge il potere calorifero che ne garantisce il funzionamento
a regime. In altri termini, ha bisogno di materiali come la plastica, il legno e la carta, tutti materiali che oggi per disposizioni di direttive non possono più finire nei forni perché vi è l'obbligo di recuperarli. Prosegue senza sosta l'azione di bonifica del territorio da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha ultimato un nuovo ciclo di operazioni su alcune strade provinciali e aree adiacenti, letteralmente invase da rifiuti di ogni tipo, un'attività di bonifica la cui competenza è assegnata alle ex province regionali e che lo staff del settore ambiente segue grazie all'accordo quadro biennale con l'impresa Mediterranea Servizi, aggiudicataria dell'appalto per la rimozione dei rifiuti su tutto il territorio provinciale. Complessivamente sono state rimosse 10 tonnellate di amianto e oltre 4 tonnellate di rifiuti indifferenziati. La scure del governo Draghi sulla finanziaria siciliana. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato 10 articoli della legge di stabilità regionale. Nessuna stabilizzazione dunque per il personale ASU in servizio negli enti locali dell'amministrazione regionale. C'è il servizio. È una felice stagione quella che si è aperta 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a stabilizzare i precari negli enti locali, i precari nella sanità. Adesso si prosegue con i lavoratori ASU che da diversi decenni non riuscivano ad immaginare un progetto di vita proprio per la incertezza del loro posto di lavoro. Stop alla legge di stabilità siciliana 2021 e il Consiglio dei Ministri, come previsto, ha impugnato 10 articoli della finanziaria regionale, stabilendo di fatto lo stop al percorso di stabilizzazione di 4.500 precari ASU della regione, bloccando gli avanzamenti di carriera del personale regionale. Il MEF, Ministero dell'Economia e della Finanza, aveva annunciato i propri rilievi con una lettera alla regione della quale ci siamo occupati in precedenza. Dall'assessorato regionale erano partite una serie di controdeduzioni e anche l'assessore all'economia, Gaetano Armao, era volato a Roma, ma le spiegazioni regionali non sono bastate. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato 10 articoli perché si legge nel provvedimento le norme eccedono dalle competenze statuarie della regione siciliana e violano gli articoli 3, 81 terzo comma, 97, 117 secondo comma, lettera E, 1M e terzo comma 118 della Costituzione. L'effetto maggiormente dirompente non è sui conti della regione ma sul precariato. Di fatto si ferma così il percorso di stabilizzazione per il personale ASU in servizio presso gli enti locali dell'amministrazione regionale. Si tratta di quasi 4.500 dipendenti impiegati da più di 20 anni in diversi uffici periferici e che il governo Musumeci avrebbe voluto stabilizzare con la manovra approvata ad aprile scorso dall'ARS. Per il MEF però alla norma manca perfino la copertura finanziaria e violerebbe anche i principi costituzionali di parità fra i lavoratori. Ma il vero tema è che la maggior parte di questi precari opera nelle amministrazioni comunali dell'isola e dunque la norma regionale sconfina nelle competenze statali perché interviene in via generale nella materia degli enti locali, nonché in materia di personale non regionale. L'impianto della manovra finanziaria è assolutamente salvo e corretto, commenta l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao e spiega che la Ragioneria Generale aveva avanzato sospetti di incostituzionalità su 46 norme. Alla fine la legge di bilancio è passata indenna al vaglio. Su quella di stabilità l'impugnativa riguarda una decina di norme e il 90% di iniziativa parlamentare. Su 115 articoli della finanziaria ci sta che una decina siano contestabili, aggiunge ancora Armao. Ringrazio il ministro Gelmini, conclude Armao, per il confronto sereno e costruttivo portato avanti. Intanto oggi è il giorno della verità per un pezzo dei conti siciliani. La Corte dei Conti tiene infatti l'udienza di parifica del bilancio 2019, una parifica che arriva con enorme ritardo a causa di errori e correzioni, ma anche di fatti contingenti. Da questa parifica dipendono anche molte norme e molte spese previste nei 2 bilanci e legge di stabilità seguenti, ovvero 2020 e 2021. In aula inoltre anche il presidente Musumeci.
maturità. L'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla fa gli auguri ai quasi 50.000 studenti che in Sicilia stanno affrontando la prova degli orali di Stato. Vediamo. È tempo di esame per tanti giovani siciliani, purtroppo i secondi in periodo di pandemia, speriamo gli ultimi in questo periodo difficile. Saranno, mi auguro, sicuramente gli ultimi. La Sicilia ha risposto, vorrei dire, in maniera resiliente alla sfida del Covid. Le scuole siciliane sono rimaste aperte più di qualunque altra, che in qualunque altra regione italiana. Credo che questo sia il segno di una comunità educante che ha voluto trasmettere segni di vitalità e di resistenza. Oggi i nostri ragazzi affrontano l'esame di maturità, a loro ho rivolto a nome del governo regionale gli auguri di successo, ma soprattutto di una vita serena e felice, nella quale gli studi e il livello di competenza abbiano a promuovere condizioni di vita sempre migliori. Pochi mesi di pausa per gli studenti e poi ci sarà la ripresa con l'anno scolastico appunto 2021-2022. Come se lo immagina questo nuovo anno scolastico che arriverà tra qualche mese? Me lo immagino il primo di una nuova era, più digitale, più inclusivo e sicuramente più continuo. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno denunciato un uomo alla Procura della Repubblica di Agrigento per danneggiamento aggravato e minacce. Nella giornata di ieri si è reso protagonista di una furibonda lite in un distributore di benzina in via Vittorio Emanuele. Prima ha cercato di aggredire l'addetto alla distribuzione, che è riuscito a rifugiarsi e chiudersi all'interno degli uffici dell'area di servizio. Poi il canicattinese ha colpito con calci e pugni la vetrata ed è rimasto anche leggermente ferito. Sembra che ad un certo punto, l'esagitato, abbia anche impugnato la pompa del distributore di carburante gettando per terra la benzina. Cosa abbia scatenato la lite fra l'addetto al distributore e l'uomo non è chiaro, intanto l'uomo è stato denunciato. Il 21 e il 22 maggio del 1992 pubblica 2 articoli che anticipano la strage di Capaci. Affermano che per impedire a Andreotti di diventare Presidente della Repubblica tra poco ci sarà un bel botto. E in effetti il bel botto c'è, il 23 maggio. Giovanni Brusca dice che Rina aveva commentato che con la strage di Capaci avevano preso 2 piccioni come una fava. Avevano ucciso Falcone e avevano sbarrato la strada Andreotti per la Presidenza della Repubblica. È una tradizione in termini pragmatici della convergenza tra l'interesse specifico e l'interesse più generale. Che alla strage di Capaci abbiano cooperato anche altri soggetti esterni risulta da altre risultanze recenti alle quali però non posso fare riferimento perché sono coperte dal segreto. Posso dire però che la strage di Capaci è rivendicata come tutte le altre con la sigla Falange Armata, alla quale ho già fatto riferimento e come Fulci accertò o ritenne di accertare. Dietro quella sigla si celavano uomini che avevano gestito Gladio. Ed è significativa un'altra circostanza a questo proposito che sottopongo alla vostra attenzione. Dopo la strage di Falcone, nella stanza che gli aveva il Ministero, che era stata sequestrata e sigillata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, si introducono degli ignoti che accendono il suo computer e guardano i file. Dalla perizia tecnica effettuata abbiamo verificato che hanno guardato soltanto alcuni file. Erano i file che Falcone si era portato e che riguardavano Gladio e l'omicidio Mattarella. Posso testimoniare di aver vissuto in prima persona la circostanza che Falcone, prima di morire, aveva concentrato tutta la sua attenzione su Gladio e sulla partecipazione di Gladio a alcuni delitti eccellenti in Sicilia, tra cui l'omicidio Mattarella e La Torre. E di questo parlavamo personalmente più volte. Mi aveva anticipato che se fosse diventato procuratore nazionale antimafia avrebbe fatto cosa che nessuno si aspettava, che andavano al di là della mafia, grazie a nuove collaborazioni che stavano maturando. E non è un caso che negli stracci del suo diario viene più volte citato un motivo di contrasto con Gianmanco che riguardava la gestione di Gladio.
l'audizione mancata di Nadia Lazzarini, che doveva riferire sui viaggi segreti di Gelli a Palermo, l'appuntamento con Priore a Roma che era stato disdetto da Giammanco, eccetera, eccetera. E ci avviciniamo alla strage di Via D'Amelio. Ma come vi dicevo, prima della strage di Via D'Amelio vi devo parlare dell'omicidio di Vincenzo Milazzo. Vincenzo Milazzo non era un capomafia come gli altri. Era un capo carismatico del mandamento di Alcamo e personaggio di grandissimo spessore, già coinvolto in operazioni sigillate, come chiamano i servizi segreti, come la strage di Pizzolungo, che aveva avuto come obiettivo il giudice Carlo Palermo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Seminario e degustazione dei vini del Vesuvio a cura dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, l'iniziativa ad Agrigento. Il servizio di Margherita Trupiano. Interessante serata organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier di Agrigento per conoscere e assaporare i vini prodotti nei terreni che lambiscono il Vesuvio. Degustazioni e approfondimenti su Wine and Food che segnano un timido ritorno alla normalità dopo l'anno di pandemia. Ma per noi come AIS Sicilia sicuramente è stata una bellissima esperienza, in quanto abbiamo avuto la possibilità, dopo 14 mesi di inattività, finalmente la possibilità di riniziare nuovamente a fare delle degustazioni. Abbiamo avuto anche la possibilità appunto questa sera attraverso il delegato di AIS Vesuvio, Ernesto Lamatta, la possibilità appunto di conoscere questo territorio, questi vini vulcanici alla fin fine, con delle caratteristiche appunto della sapidità, mineralità, che sono quelle che derivano appunto da questi territori vulcanici. Vini molto interessanti, per noi è stato, ripeto, ribadisco, una bellissima esperienza, perché abbiamo appunto ci siamo avvicinati a un territorio diverso da quello nostro. Si aprono ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Calogero ad Agrigento, una data molto importante perché ricorre i 1460 anni di anniversario della sua morte. Ad aprire i festeggiamenti, come da tradizione, sono stati i Tammuri Nara, nella figura dell'associazione I Tammura di Girgenti, presieduti da Biagio Licata, che grazie alle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti e al patrocinio del comune, già da ieri mattina sono andati in giro per le vie principali della città con il loro incessante suono di tammura. La festa di San Calogero è un patrimonio religioso culturale che deve essere sempre valorizzato e apprezzato nel migliore dei modi, e noi, eredi di una tradizione centenaria, speriamo sempre di portarla avanti con passione e dedizione, ha dichiarato Biagio Licata. Oggi siamo soddisfatti perché la Presidenza della Regione ha accolto l'iniziativa della società Guitaxi in collaborazione con le 3 cooperative dei radiotaxi della Sicilia, di Catania, Palermo e Messina. Lo abbiamo fatto per dare un servizio migliore, qualitativamente più alto ai siciliani, ai turisti che utilizzano il taxi, sapendo già anticipatamente qual è la tariffa e quanto costa un trasferimento da un luogo a un altro. Finalmente i clienti potranno conoscere la tariffa massima in anticipo, poi sarà sempre il tassametro a dirci se la tariffa può essere inferiore, ma intanto c'è una garanzia. Ma poi c'è un'altra bella novità: a questo servizio potranno accedere non solo i più tecnologici attraverso l'applicazione Guitaxi, ma potranno accedere anche le persone meno tecnologiche chiamando il solito centralino. Domani sabato 19 giugno alle ore 20:30 al Pala Goldoni di Vicenza la SEAP dal Licardillo Pallavolo Aragona sfiderà le padrone di casa Atena Vicenza Volley per la gara di andata della finale per la promozione in Serie A2 di pallavolo femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona. Ci sono le interviste, vediamo. Guarda, parto dalla fine. Giocare con il pubblico è una cosa molto bella, che fino a poco tempo fa ritenevamo scontata, neanche ci pensavamo, per dire come cambiano velocemente le cose e il mondo. Quindi intanto partirei da qui, è una cosa molto bella, io credo, per le squadre, per il pubblico, per tutti, ricominciare a
respirare un pochino di normalità. Questa è una cosa molto bella a prescindere. Poi naturalmente se arriva in finale siamo focalizzati sul risultato, ci mancherebbe altro, quindi sicuramente le poche squadre che sono rimaste su tutta Italia sono tutte molto competitive e quindi l'aspetto mentale sarà fondamentale. Vicenza, che avversario è? Che Aragona servirà per provare a portare a casa punti da quel palazzetto? Ma secondo me servirà un Aragona che gioca bene per quelle che sono le sue caratteristiche e le sue qualità. Non credo che a questo punto nessuna squadra, per quanto si prepari tatticamente ovviamente la partita in funzione dell'avversario, voglia stravolgere più di tanto quello che è il proprio assetto. Si tratta di giocare bene per quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre qualità che ci hanno portato fino a qui. Allora, innanzitutto la squadra che andremo ad affrontare è sicuramente una squadra molto completa in tutti i reparti, quindi sarà fondamentale riuscire a essere concentrati sin dal primo momento e di riuscire a colpire i loro punti deboli. Quello che mi sento di trasmettere, che sto cercando di trasmettere in questa settimana, è sicuramente l'intensità dal primo minuto che entriamo in campo e soprattutto la concentrazione, perché penso che saranno quelli che faranno la differenza, come si è visto anche nelle ultime partite con Catania. Quindi quello che mi sento di dire è che sarà fondamentale appunto l'atteggiamento mentale, perché il livello del nostro gioco sappiamo qual è e dobbiamo andare convinte di questo. È una gara speciale, difficilissima, come l'avete preparata in palestra? Ma la stiamo preparando con tanta serenità, nel senso che comunque è una finale, le pressioni ci stanno e ci saranno a prescindere, però dobbiamo essere brave a mantenere alta quella concentrazione che ci aiuterà secondo me nei momenti di difficoltà che ci saranno senz'altro. Però penso che quella spensieratezza e quella concentrazione aiuteranno sicuramente a superare quelle emozioni iniziali che ci saranno inevitabilmente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.